Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Inchiesta appalti truccati in sanità, arresti domiciliari per Totò Cuffaro, è accusato di corruzione, associazione a delinquere, turbativa d'asta, respinte le richieste di arresto per i deputati Saverio Romano e Carmelo Pace. Pronto a valutare l'ipotesi di ricorrere al giudizio immediato, il presidente dell'ARS Galvagno si mostra sereno all'indomani della richiesta di invio a giudizio avanzata alla Procura di Palermo. Violenze in carcere, 10 agenti di polizia penitenziaria feriti a Lucerdone di Palermo, olio caldo addosso ad agente ad Augusta. Terremoto Liberty Lines, sequestro da 184 milioni alla società di trasporto marittimo, 7 le misure cautelari nei confronti di dirigenti e funzionari. Nell'inchiesta coinvolti 48 indagati. Ponte sullo stretto, Salvini non molla, a question time alla Camera ribadisce si farà, ce lo chiede l'Europa. A Catania, festa di Sant'Agata, a febbraio ostensione straordinaria delle reliquie, gli studenti potranno visitare il sacello. L'arcivescovo Renna punta il dito sulle candelore riverenti, le terrei ferme 2 anni. Calcio, Catania, testa, gambe e cuore alla partita di venerdì al Massimino con il Crotone e lo sguardo speranzoso all'infermeria. Raimo potrebbe recuperare, intanto vola la prevendita dei biglietti. Bentrovati, in apertura l'inchiesta sulla sanità, sugli appalti truccati. Salvatore Cuffaro va ai domiciliari. È stata accolta la richiesta della Procura di Palermo che lo accusa di corruzione, turbativa d'asta e associazione a delinquere. Eva Spampinato. Per Totò Cuffaro sono scattati gli arresti domiciliari. È indagato insieme ad altre 17 persone per associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Stessa misura per Antonio Iacono e per l'ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti. È un nuovo capitolo giudiziario che scuote la sanità siciliana e il mondo politico dell'isola. Al centro dell'indagine, secondo la Procura di Palermo, un vero e proprio comitato d'affari che avrebbe pilotato appalti, nomine ai vertici della sanità e concorsi pubblici. Sotto la lente la maxi gara ausiliarato dell'ASP di Siracusa e il concorso per operatori sociosanitari all'ospedale Villa Sofia Cervello. Sempre secondo l'accusa, attorno a Cuffaro ruotava una rete di intermediari e dirigenti pubblici che avrebbe favorito aziende amiche ottenendo in cambio vantaggi e promesse di subappalti. I legali di Cuffaro parlano di accuse in larga parte cadute, sottolineando che il GIP ha escluso l'associazione per delinquere e ha derubricato una delle contestazioni a traffico di influenze illecite. Residua, dicono, un addebito di corruzione che impugneremo. Per l'ex braccio destro di Cuffaro, Vito Raso, il GIP invece ha deciso l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per Mauro Marchese e Marco Dammone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è la misura cautelare interdittiva del divieto, per 1 anno, di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi di persone giuridiche. Il GIP ha rigettato la richiesta d'arresto avanzata dalla Procura per il deputato e coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano, coinvolto nell'inchiesta. Per lui nessun provvedimento cautelare. Respinte anche le misure nei confronti di altri 11 indagati, tra cui Carmelo Pace, capogruppo della DC all'ARS. Si dice sereno e valuta di richiedere il giudizio immediato il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno all'indomani della richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei suoi confronti dalla Procura di Palermo. Sentiamo Maglio Viola. Accorciare i tempi al massimo e presentarsi davanti ai giudici per chiarire di non aver commesso alcun reato. Il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno non si scompone dinanzi alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata ieri dalla Procura di Palermo nei suoi confronti e non intende aspettare il GIP. Sarà lui stesso a valutare se chiedere di essere processato con il giudizio immediato. Si tratta di una procedura che abbrevia i tempi e salta la fase dell'udienza preliminare. In pratica l'imputato chiede il giudizio immediato, il giudice valuta se ci sono i presupposti e convoca direttamente alla fase dibattimentale del processo, saltando una serie di passaggi. Una scelta che la legge assegna sia al pubblico ministero che all'imputato, ma difficilmente è proprio l'imputato a chiederla. Galvagno però ostenta sicurezza. Sto valutando anche quello che può essere un giudizio immediato. Questa è la posizione e siamo abbastanza sereni di poter dimostrare tutto quello che magari non siamo stati bravi a dimostrare prima o comunque che avremo certamente voglia e bisogno, esigenza di poter chiarire quanto prima i fatti che sono rimasti contestati. Ricordo
ricordo che sono cadute tutte le utilità personali, non c'è nulla che riguardi la mia persona e mi auguro quanto prima di poter risolvere. Il motivo è chiaro: presiedere l'ARS con un processo pendente sulla testa non è cosa semplice e offre il fianco agli attacchi politici. Un peso che l'esponente di Fratelli d'Italia vuole levarsi velocemente nella convinzione di non aver nulla da rimproverarsi. E nel frattempo questa mossa tiene a bada anche le conseguenze politiche. Il Senato della Repubblica ha approvato la riforma dello Statuto siciliano che introduce il deputato supplente. Si tratta però solo del primo dei 4 sì necessari per la riforma di rango costituzionale. Sentiamo. Arriva il primo sì alla riforma costituzionale dello Statuto regionale siciliano che introduce contestualmente l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di deputato regionale e la figura del deputato supplente. In pratica la legge stabilisce che se un deputato viene nominato assessore gli subentra il primo dei non eletti nella medesima lista, ma il suo sarà un incarico di supplenza. Se l'assessore dovesse smettere di ricoprire l'incarico di governo tornerebbe a fare il deputato e il supplente dovrebbe lasciargli nuovamente il posto. La riforma era stata proposta dal Senato e prima di andare in votazione era stato necessario il sì dell'Assemblea regionale siciliana. Adesso proprio il Senato della Repubblica ha approvato la riforma con 77 voti favorevoli e 63 contrari. In pratica un voto che rispecchia maggioranza e opposizione presenti. L'approvazione di oggi però, pur se è un passaggio importante, non è definitiva. Adesso la norma si sposta per il voto alla Camera dei Deputati, ma trattandosi di legge costituzionale non basterà neanche la seconda approvazione. Dopo il voto alla Camera il disegno di legge resterà 3 mesi giacente prima di essere posto nuovamente in votazione in seconda lettura nel medesimo ordine, prima Senato, poi Camera dei Deputati. Dopo sarà necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e una legge regionale attuativa che regolamenti le 2 figure di assessore e deputato supplente. I tempi quindi sono abbastanza lunghi. Altamente improbabile, anche se non impossibile, che la norma entri in vigore in questa legislatura regionale. Nonostante ciò è battaglia politica. La relatrice della norma, Daniela Ternullo di Forza Italia, parla di un punto di svolta fondamentale per garantire equilibrio e trasparenza. Il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Pogliese sottolinea che la legge garantisce la divisione fra potere legislativo ed esecutivo, ma le opposizioni parlano di ennesimo poltronificio. Nuovi atti di violenza nelle carceri siciliane. Ad Augusta un detenuto ha versato olio bollente su un poliziotto. A Palermo sono stati aggrediti 10 agenti, 2 sono finiti in ospedale. Desiree Ferlito. Olio caldo addosso a un agente di polizia penitenziaria. È successo nel carcere di Augusta, ma è solo l'ennesima aggressione ad un agente nel carcere siracusano. È un susseguirsi di casi in Sicilia. Sono episodi ormai quotidiani che avvengono nel silenzio più assoluto, denuncia il sindacato. A Palermo sono 10 gli agenti di polizia penitenziaria aggrediti e feriti da un detenuto nel carcere Ucciardone. 8 sono stati medicati all'Ingrassia, mentre altri 2 sono stati portati al pronto soccorso di Termini Imerese. L'aggressore aveva un incontro programmato con il padre, che avrebbe avuto un litigio con il responsabile dei colloqui. Per questo motivo il detenuto di 35 anni, non nuovo ad episodi simili, è andato in escandescenza aggredendo violentemente gli agenti. All'aggressione avrebbero poi preso parte altri detenuti, generando il caos. Sempre a Lucciardone di Palermo un detenuto 35enne è stato denunciato per aver cercato di introdurre hashish all'interno del penitenziario al rientro di un permesso lavoro. Per l'uomo è scattata l'accusa di detenzione di stupefacenti. Inchiesta trasporti marittimi in Sicilia, sequestro da 184 milioni alla Liberty Lines. Il GIP di Trapani ha firmato 7 misure cautelari, riguardano dirigenti e funzionari che rivestono un ruolo di vertice all'interno della società di navigazione trapanese. Complessivamente nell'inchiesta sono coinvolti 48 indagati. Sentiamo Laura Spanò. Nuovo capitolo dell'inchiesta che scuote il sistema dei collegamenti marittimi siciliani. Su richiesta della Procura di Trapani, il GIP ha disposto misure cautelari nei confronti di 7 membri apicali della Liberty Lines, la compagnia trapanese che gestisce i collegamenti veloci con le isole minori. La misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo e l'interdittiva del divieto temporaneo di esercitare diritti di impresa è stata applicata a Alessandro Forino, Gennaro Cotella, Anna Alba, Gianluca Morace, Marco Dalla
dalla vecchia Nunzio Formica Giancarlo Licari, confermato il sequestro preventivo delle azioni sociali e dell'intero compendio aziendale della società, valore 184 milioni di euro. Per gli inquirenti l'indagine ha accertato l'esistenza di un sistema fraudolento per ottenere contributi pubblici non rispettando i contratti di servizio e la convenzione ministeriale, accertate omissioni sulle avarie dei mezzi, sull'applicazione dei protocolli di sicurezza e sulla comunicazione delle criticità tecniche delle unità navali. Una dinamica, dicono gli inquirenti, che avrebbe consentito alla compagnia di continuare a ricevere le erogazioni previste con possibili ricadute anche sulla sicurezza dei passeggeri. L'operatività aziendale non si ferma, la società verrà gestita da un collegio di 3 amministratori giudiziari. L'inchiesta coinvolge 48 indagati, tra cui la società di navigazione siciliana. Ponte sullo Stretto, Salvini non molle, al question time alla Camera ribadisce si farà, ce lo chiede l'Europa. Duri attacchi provengono invece dall'opposizione che accusa il ministro ha fatto una pessima figura di fronte al Paese. Orazio Longo. Parto da una premessa, il ponte sullo Stretto si farà. Matteo Salvini è categorico nel question time alla Camera, replicando le parole del deputato Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha sottolineato come il vice premier abbia fatto una pessima figura di fronte al Paese dopo che la Corte dei Conti non ha dato il visto di legittimità. State utilizzando 13,5 miliardi di euro degli italiani senza alcuna prudenza, per questo, ha detto Bonelli, abbiamo segnalato tutto alla Corte dei Conti europea. La replica del ministro per le infrastrutture. Parto da una premessa, il ponte sullo Stretto si farà. Milioni di italiani lo vogliono, lo aspettano, lo meritano. Oltretutto, la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina non è un capriccio del ministro Salvini o del governo, è una priorità per la stessa Unione Europea. Salvini sottolinea come la scelta di non procedere con una nuova gara non sia di convenienza, ma di buonsenso, dice. L'intero governo è al lavoro sui primi rilievi trasmessi dalla Corte dei Conti. Parliamo di rilievi di diversa natura. Sono in corso gli approfondimenti tecnici, non politici, per comprendere come integrare al meglio il corposo apparato documentale già disponibile. Riguardo alla penale in caso di blocco dei lavori, il vice premier ha precisato che sarebbe del 4%, che è la metà del valore dell'8% previsto dal codice degli appalti, spiegando che gli atti aggiuntivi ai contratti con il contraente generale e gli altri affidatari riprenderanno solo dopo la registrazione della Corte dei Conti. La realizzazione del ponte è il più forte volano per gli altri interventi in corso in Sicilia e in Calabria, ha chiuso Salvini, replicando alle accuse presentate in un'altra interrogazione dal Movimento 5 Stelle. Adesso andiamo a Catania, dove è stato presentato il programma dei festeggiamenti per la patrona della città, Sant'Agata, quelli di febbraio. Sentiamo da Simona Mazzone. La festa di Sant'Agata compie 900 anni e Catania si prepara a celebrare la sua santa patrona con l'evento più atteso dell'anno dalla città, immerso tra fede, folklore, passione e devozione. Novità delle celebrazioni 2026, dal 9 all'11 febbraio ostensione straordinaria del busto reliquiario dedicata ai ragazzi, che potranno inoltre visitare il sacello, la celebre Cammaredda. Già a gennaio i primi appuntamenti e quest'anno il solenne pontificale di giorno 5 verrà concelebrato con il cardinale Mario Grech, vescovo emerito di Gozo. Monsignor Renna, che ha già commissariato circoli e associazioni, assicura sul Fercolo vige un rigido protocollo e punta il dito sul fronte delle candelore. Quando ci sono delle persone che ad un certo punto si macchiano di alcuni clamorosi errori, come quello di passare per alcune strade, fermarsi davanti ad alcune case o ad alcuni bar, allora la candelora deve stare ferma, e su questo ci siamo proposti con il Presidente del Comitato di essere più severi. Per me si dovrebbe fermare addirittura per 2 anni. Tra le iniziative collaterali, il concerto del 2 febbraio al Teatro Bellini, dove si esibirà la banda dei Carabinieri con 70 orchestrali e il cui ricavato servirà per ricostruire la biblioteca dopo l'incendio doloso alla scuola Pestalozzi. La festa per noi significa creare sempre quell'atmosfera di coesione, infondere buone prassi per far comprendere che tutti siamo parte di quella città che dobbiamo sostenere e dobbiamo aiutare. Come sempre Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web seguiranno in diretta tutti i momenti più significativi della festa. Adesso una breve pausa, tra poco.
A Catania arriva un nuovo mezzo meccanico per pulire il centro storico. Vediamo di che si tratta con Tonino De Mana. Un potente aspiratore a 3 ruote con un filtro di carta speciale per risucchiare rifiuti, carta, bicchieri di plastica, lattine e persino cicche di sigarette. Per tenere pulito il salotto buono di Catania, in particolare tra Piazza Duomo e Piazza Università, la Gema, che si occupa della raccolta dei rifiuti nell'Ottocentro, mette in campo altri 2 mezzi sofisticati, capaci di offrire un servizio più efficiente e a basso impatto ambientale. Il macchinario serve alla pulizia e alla sanificazione dei cestini portarifiuti e alla rimozione delle deiezioni canine. Si chiama Glutton ed è all'opera da pochi giorni per la soddisfazione dell'assessore all'ecologia Pesce. Ore notturne ovviamente si manterrà lo spazzamento meccanizzato con i mezzi e questo è un servizio diurno che servirà per mantenere appunto pulita le zone pedonali, molto efficace e ovviamente mi dicono che tecnicamente un macchinario di questi vale almeno 5 operatori manuali. Il resto lo dovranno fare i cittadini perché l'impiego di Glutton anche e soprattutto dipende da loro. Probabilmente sarà un incentivo di sensibilizzazione per il cittadino che non dovrebbe buttare a terra carte, cartacee, cicche di sigarette, ma eventualmente utilizzare i cestini che si trovano dappertutto. La sfida per una città più pulita è lanciata. E adesso parliamo di cinema. Arriva un nuovo ruolo per l'attrice catanese Ester Pantano, che veste i panni di una psicologa nel nuovo film di Pio e Amedeo che si chiama Oi vita mia. Sentiamo Roberta Lunghi. C'è un modo in certi sguardi di raccontare una storia senza bisogno di parole. Ester Pantano lo fa con quella luce che appartiene agli artisti capaci di essere radici e vento insieme. L'attrice catanese è tra i protagonisti di Oi vita mia, il nuovo film di Pio e Amedeo, un racconto che unisce ironia e malinconia nella singolare e forzata convivenza tra giovani e anziani. Solo insieme potete fare qualcosa di unico, unire giovani e anziani, ricordi e sogni. Sullo sfondo l'Alzheimer, l'amicizia e le radici. Sono una psicologa che si occupa di ragazzi che hanno delle difficoltà o che vengono da background un po' complessi, e la sfida è stata essere un po' lo sguardo da fuori e probabilmente anche lo sguardo del pubblico. Viene pure Papa Francesco dopo? No, è già andato Papa Francesco. La partecipazione straordinaria di Lino Banfi permette di toccare con delicatezza il tema dell'oblio legato alla malattia. Racconta di cosa è stata l'esperienza sua rispetto all'Alzheimer e di cosa vuol dire cercare di raccogliere, ma soprattutto non accettare la dimenticanza degli altri rispetto alla memoria, perché in un certo senso è come se fosse dimenticare, non avere più testimoni della propria esistenza. Carismatica e credibile sempre, dal piccolo al grande schermo al teatro, da Suleima, Jessica Matarazzo, a Trisina Cicero nella Mossa del Cavallo, fino al potente ruolo di Francesca Morvillo, e reduce dalle riprese dell'Insabbiato girato a Catania. In attesa di rivederla, in veste di autrice e interprete per un omaggio alla forza delle donne proprio nella sua città, Ester il Sud che ama tanto lo ha respirato nel film di Pio e Amedeo. Adesso una breve pausa e poi il calcio, parleremo del Catania. Eccoci al calcio, prosegue con un buon ritmo la vendita dei biglietti per la partita Catania-Crotone, mentre per quanto riguarda la squadra il tecnico toscano pone attenzione all'infermeria, la speranza è recuperare almeno Raimo. Sentiamo Francesco Triolo. 48 ore alla sfida contro il Crotone, al Massimino, e l'attenzione dell'allenatore del Catania Mimmo Toscano è rivolta anche all'infermeria. Una buona notizia arriva dal possibile ritorno anticipato di Raimo, che potrebbe essere iscritto nella lista dei convocati per il match di venerdì sera. Quindi si pensa a Simone Pieraccini alle prese con la lesione del flessore della coscia sinistra rimediata a Casarano. Il difensore sta lavorando e spera di recuperare quanto prima. In tema di assenze, Toscano dovrà fare i conti con altri nodi. Intanto è arrivato il turno di squalifica per Di Tacchio, giunto alla quinta ammonizione, e poi si resta in attesa del responso degli accertamenti per Donnarumma, uscito a gara in corso contro il Picerno.
è stato costretto a ricorrere all'operazione invece Emanuele Ciccerelli. Niente terapia conservativa, quindi come ipotizzato nell'immediatezza dell'esito degli esami che hanno evidenziato la frattura del malleolo tibiale e una lesione dei legamenti della caviglia destra. L'attaccante, infortunatosi con il Latina, è stato sottoposto all'intervento chirurgico di stabilizzazione eseguito in artroscopia a Villa Stuart a Roma dal professore Forconi. Sebbene l'intervento chirurgico serva ad accorciare il percorso, sono inevitabilmente lunghi i tempi di recupero del giocatore, che dovrà restare lontano dal campo per diversi mesi. Così contro il Crotone occorre che Toscano debba rivedere tanto, soprattutto in mediana, dove Quaini è più di un'opzione. Sul fronte prevendita si registra un'accelerata, esaurita la curva nord, restano pochi tagliandi disponibili in curva sud e bassa la disponibilità anche in tribuna A. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.